Marco si identifica con la città di Venezia. Era opportuno quindi sottolineare questo anniversario dando un respiro, diciamo, ecclesiale, ma anche un respiro, diciamo, culturale, cittadino a quello che è l'evento che ci disponiamo a organizzare e a vivere. Saranno 12 mesi intensi in cui vorremmo ritornare sulle orme di Marco e imparare ad essere discepoli. Alla vigilia della festa di San Marco e della Santa Messa, che domani a partire dalle 10 trasmetteremo in diretta dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, il patriarca Monsignor Francesco Moraglia ha istituito una commissione in detto l'anno marciano, annunciato già con una sua lettera pastorale che in Laguna verrà celebrato nel 2028. Un periodo di grazia che attraverserà però un periodo più ampio dall'8 ottobre 2027 fino al 1 febbraio 2029. Il Patriarcato ha confermato di aver ufficialmente invitato Papa Leone a Venezia, mentre la Santa Sede ha già riconosciuto ufficialmente San Marco, non solo patrono di Venezia, ma di tutto il Veneto. Lo scorso agosto il Patriarca ha incontrato Papa Leone e in quella circostanza ha avuto modo di invitarlo a Venezia. Come accennavamo, il Papa, facendo una battuta, ha detto sì, ci sono stato 20 anni fa e quindi auspichiamo quando potrà, ecco, che tocchi di nuovo questa città. E invece possiamo dire ufficialmente che la Santa Sede ha riconosciuto San Marco come patrono, oltre che di Venezia, del Veneto. La Santa Sede ha risposto positivamente, quindi possiamo liturgicamente usare il titolo di San Marco, patrono del Veneto. La diocesi inizia questo cammino di preparazione all'anno marciano, 1200 anni dall'arrivo del corpo dell'Evangelista Marco nella nostra città, un momento per rinnovare la fede ma anche per vivere tutti insieme questo appuntamento non solo come una memoria del passato ma anche per parlare della realtà viva della Chiesa di Venezia